Siamo stufi di sentir parlare di cooperative sociali solo per le poche accezioni negative che ci sono, ma pensiamo anche di avere una responsabilità e di dover portare noi voce alle cooperative che sono indaffarate nel fare quotidiano e fare bene. Le buone cooperative sociali sono molte, portano ricchezza, innovazione nei territori, tengono botta dal punto di vista occupazionale. Mafia Capitale ha gettato fango su un mondo, quello delle cooperative, che nella maggior parte dei casi lavora onestamente. Anche per questo, in Veneto, è stato firmato il primo protocollo regionale appalti pubblici e legalità nella cooperazione sociale per tutelare la trasparenza e la qualità dei servizi. In campo i sindacati e le 3 centrali cooperative regionali. Partendo da degli appalti da delegare con la massima trasparenza, coinvolgendo in questo progetto che è importantissimo anche le istituzioni, quindi la Regione Veneto, noi vogliamo togliere ogni dubbio su quello che è la qualità del servizio, cioè vogliamo la massima trasparenza per avere la massima qualità e con questo dobbiamo combattere gli appalti al massimo ribasso. Questi numeri della cooperazione sociale in Veneto. Le cooperative oggi, proprio per i numeri, circa 824 all'interno del Veneto, coinvolgono e danno un servizio a 500.000 cittadini del territorio veneto e proprio per questo hanno un'importanza sia dal punto di vista economico, per quanto riguarda l'occupazione, sia per quanto riguarda le risorse che vengono pagate per questi servizi e sia dal punto di vista occupazionale. Stiamo coinvolgendo 35.000 lavoratori.